Sì, perché altrimenti non riesco a registrare. Buona Dobbiamo trovare un modo per metterci d'accordo, ragazzi, perché così non va, Se no... Vabbè, allora, se avete... no, faccio al volo una considerazione io. Bene. Chiudiamo, grazie. Abbiamo in questi primi momenti di questa prima tappa nel viaggio profondo che vogliamo fare in Italia. Stamani mattina è iniziata in una scuola media, poi l'incontro con i sindaci, adesso alcune imprenditrici e imprenditori, e adesso andiamo rapidamente a H-Farm, in un luogo simbolico per le start-up e più in generale per le aziende innovative. Vedo un clima molto, molto bello, nel senso che tanta dolore, tanta difficoltà, anche il grido di allarme è venuto, sono intervenuti diversi imprenditori che hanno ricordato come per esempio questo territorio fosse stato fino a qualche anno fa il luogo della piena occupazione, e oggi le richieste di chi ha perso il posto di lavoro sono molto forti. Trovo però grande attesa, grande speranza, grande fiducia, e quindi sono particolarmente consapevole del durissimo lavoro che dobbiamo fare. Sono con il mio amico Giovanni Manillo, che è il sindaco di Treviso, è stato con noi il presidente della regione Luca Zaia, tutti i sindaci che ringrazio. Trovo davvero il desiderio profondo di partire sulle cose che però già conoscete, e non vi rifarei il discorso del Parlamento, dall'edilizia scolastica allo sblocco degli investimenti. Quindi se avete domande specifiche, un paio, che poi scappo subito. E sostegno ai lavoratori, lei ha parlato taglio dell'IRAP, sostegno alle imprese, ma qua questo è un territorio, come ha detto lei, che soffre perché in tanti anni si è impoverito. Sostegno ai lavoratori, che cosa può dire? Che cosa può dire a queste persone? Anche per chiarezza, ho visto qualcuno che ha detto noi abbiamo fatto una discussione che stiamo facendo e che è parte dall'analisi fatta in Parlamento e dall'impegno che noi abbiamo preso in Parlamento. Noi ridurremo di almeno 10 miliardi il cuneo fiscale. Come lo riduci può essere modulabile, mi spiego. Se tu riduci l'IRAP, cioè l'imposta sulle aziende, le aziende hanno immediatamente un elemento di concretezza economica. L'IRAP vale oltre 30 miliardi in Italia. Se tu metti 10 miliardi sull'IRAP, riduci di un terzo più o meno l'IRAP alle aziende, ok? È un'ipotesi. Viceversa, se tu metti 10 miliardi in tasca al lavoratore, cioè come i lavoratori privati e pubblici che sono lavoratori dipendenti, con un piccolo sgravio IRPEF, se quei 10 miliardi vanno sullo sgravio IRPEF, è evidente che si trovano in tasca qualche decina di euro al mese, ovviamente a seconda di qual è il monte che puoi utilizzare, il monte massimo che puoi utilizzare. È inutile che chi guadagna ai dirigenti della pubblica amministrazione tu dia lo sgravio IRPEF, lo puoi dare a un lavoratore, a un dipendente, a un operaio. Non abbiamo definito quale delle due strade prendere, poi c'è quella degli oneri sociali, ci sono varie possibilità. Abbiamo discusso abbiamo anche ascoltato quello che hanno detto alcuni imprenditori su questo, e nell'arco delle scadenze che abbiamo stabilito vi faremo sapere qual è la presa di posizione che avrà il governo su questo. Certo è che la riduzione del cuneo fiscale sarà almeno di 10 miliardi. Quindi le tasse il clima che invece è approvato, lei diceva un clima di entusiasmo eccetera, non si è invece un po' preoccupato anche delle reazioni che c'erano all'esterno dei gruppi che ha visitato e che ha citato, cioè c'erano vari gruppi di contestatori, cittadini che insomma lamentavano una situazione di sofferenza. Io so che c'erano delle contestazioni, non sono riuscito a parlare con le singole persone perché era difficile, visto Forza Nuova fuori dalla scuola, mi hanno spiegato il movimento dei forconi, no, lì era una cosa diversa, i lavoratori socialmente utili non erano a contestare, erano
a sottolineare l'importanza di alcune scadenze, segnatamente una del 28 febbraio. Le contestazioni che ho visto sono di Forza Nuova e dei Forconi, ed è normale, noi non facciamo passerelle, cioè noi non è che siamo qui a tagliare nastri, noi siamo qui a parlare con il paese reale, quindi anche con chi ha qualcosa da dire e contestato, se lo vuol dire e siamo pronti ad ascoltarlo. Certo, nelle scuole ci andiamo perché è il punto di ripartenza del paese. Sappiate che noi consideriamo le scuole il luogo da cui ripartire. Vi segnalo, so che non fa notizia, ma oggi mi ha molto colpito la signora Claudia, che è la mamma di un ragazzo che frequentava la scuola media che abbiamo visitato, era molto bravo a musica, che purtroppo è morto per una leucemia terribile lo scorso anno. E i genitori di Matteo, questo è il nome del ragazzo, hanno deciso di raccogliere i denari il giorno del funerale e di dedicarlo alla scuola di musica, o meglio all'auditorium in cui Matteo in quella scuola aveva in qualche modo imparato a suonare, o forse suonava già prima, ma comunque dove si era formato. E ho chiesto al preside di poter chiamare la madre per salutarla al telefono, e ha fatto di più, perché il preside tra l'altro ha molto colpito, tutto il corpo docente me l'ha fatta venire, cioè è arrivata lì la mamma di Matteo, e vi dico che questa è l'Italia. L'Italia è quella dove dei genitori di un ragazzo che non ce l'ha fatta mettono i denari perché l'auditorium sia più bello, ed è stato particolarmente commovente avere dall'orchestra della scuola, la Coletti, giusto? La Coletti, iniziare con l'inno nazionale, quindi tutti i bambini a cantare l'inno nazionale assieme al sindaco, assieme a me, assieme al ministro dell'istruzione, università e ricerca Stefania Giannini, al ministro del lavoro Giuliano Poletti, perché ha dato l'idea del fatto che quello che ci unisce è questa cosa qua. Da sindaco mi è capitato tante volte di entrare nelle scuole e di scoprire straordinarie forme di eroismo quotidiano. Ecco, esserci entrato per la prima volta da Presidente del Consiglio e aver visto non soltanto, abbiamo parlato di storia dell'arte, dei rifiuti in città, dei graffiti, di che cosa servirebbe, di che cosa questi ragazzi ci affidano tornando a Roma. Abbiamo parlato di tante cose, però se c'è una cosa che mi lascia veramente il segno nel cuore è vedere dei genitori che decidono di affrontare il dolore, credo semplicemente più grande che possa esistere, investendo sulla scuola. L'Italia è questa cosa qua, non è soltanto il racconto negativo che spesso ci facciamo. Presidente, rispetto ai lavoratori del rispetto alle lavoratrici, ai lavoratori dell'Electrolux, l'incontro con le lavoratrici e i lavoratori dell'Electrolux sarà fatto a Roma con tutti gli stabilimenti, non solo quello di qua. Sapete che l'avvertenza Electrolux è sul tavolo del governo ed è un'avvertenza che sento particolarmente forte, presente nell'elenco delle priorità che ho sul tappeto, che ho sul tavolo io personalmente. Prego. Allora, una cosa precisa. Un secondo solo, c'è una domanda. Lei era per Electrolux, oggi vediamo come teniamo giù. Lei risposto anche a sforare il patto del 3% per portare a termine il suo programma. Le cose su questo tema le abbiamo già dette in tutte le salse in sede parlamentare, le abbiamo già spiegato che noi rispetteremo i vincoli modificando innanzitutto il patto di stabilità interno. E chiudo questa... Aspetta, scusi, mi perdoni. Se lei è così paziente da tornare su internet www.senato.it e www.camera.it, trova una mia relazione al Parlamento, la replica e la controreplica, per cui eviterei di fare qui la quarta replica. Ho già detto quello che dovevo dire. C'è una cosa però che quindi può agevolmente verificare. Vi segnalo un punto che è emerso dalla discussione con i sindaci, che mi ha molto colpito.
70% dei sindaci che ha parlato, è stata una discussione vera, una cosa bella, positiva, cioè niente passerelle, una cosa di quelle positive e interessanti. Situazione idrogeologica, Zaia ha mandato un dossier su questo, il sindaco Manildo mi ha sottolineato per esempio un'autentica contraddizione che hanno tutte le città e che ha anche la città di Treviso, cioè di dover pagare il comune per le spese degli uffici giudiziari e non ricevere un rimborso totale. Siccome mi sono fregato con le mie mani, da sindaco ho più volte contestato al governo questo atteggiamento che è sbagliato, a maggior ragione adesso che ho cambiato mestiere dovrò farmene carico. Però volevo dirvi una cosa importante: il 70% dei sindaci con cui abbiamo parlato ci hanno presentato progetti pronti sull'edilizia scolastica, su cui non chiedono soldi al governo, no? Chiedono soltanto che si modifichi il patto di stabilità interna. Alla luce di questo io credo che sia particolarmente interessante che nelle prossime ore con il ministro Giannini e con la struttura anche di Palazzo Chigi lavoriamo a quel progetto straordinario di edilizia scolastica che sarà uno dei motori di sviluppo nel 2014 italiano. Grazie a Giovanni Manildo. Ho terminato perché ho parlato anche troppo e se no poi alla fine tutti i giorni. Grazie di cuore.